a chi mi chiede se è possibile per un cristiano praticare lo yoga. E la risposta è dipende. Sì, dipende. Dipende dalla ragione per cui pratichi lo yoga. Se utilizzi gli esercizi fisici dello yoga, non c'è nessun problema religioso. Se usi le tecniche di respirazione yoga, va benissimo. Se da qui però passi alla visione cosmologica del buddismo o dell'induismo, è chiaro che c'è qualcosa che non va. E con questo non voglio sminuire le altre religioni, sia chiaro. Dico semplicemente che le religioni sono diverse tra di loro, per cui è necessario scegliere da che parte stare. O sei cristiano, o sei buddista, o sei induista. Non puoi essere tutte e tre le cose contemporaneamente. Un cristiano, per esempio, non si inginocchierà mai davanti al sole, perché per noi il sole è una creatura e noi non ci inginocchiamo davanti alle creature, ma solo davanti al creatore. Per un induista invece non c'è nessun problema nel prostrarsi davanti al sole, anzi, fa parte delle sue pratiche religiose. Spero che possa esservi stata di aiuto questa riflessione e come sempre vi chiedo di condividerla, di lasciare un commento e se non l'hai ancora fatto di iscriverti a questo canale. Perché? Perché questi sono tutti contenuti che ci servono per vivere meglio. Ciao ciao, un caro saluto e abbi cura di te. Sia lodato Gesù Cristo, ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, domenica 18 dicembre, San Graziano. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione di Cristo tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre, Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ad una settimana dal Natale, l'Evangelista Matteo ci presenta la preparazione della nascita di Gesù dalla prospettiva di San Giuseppe, che è davvero una prospettiva interessante. San Giuseppe è un santo poco pregato e poco preso come esempio. Certo, quando ci sono le feste dedicate a lui, allora ci ricordiamo. Ma normalmente la nostra attenzione ruota di più attorno a Santa Maria. Eppure San Giuseppe è una persona straordinaria, sotto molti punti di vista. A partire da questo atteggiamento
amorevole che lui ha nei confronti di Maria, sua promessa sposa. E nonostante la profonda delusione che deve aver provato nello scoprire che lei era già incinta, però è animato da un sentimento di compassione e di protezione. Si adopera a cercare una soluzione pacifica. Ma forse ancora più straordinaria è la sua sensibilità spirituale. Infatti riesce a riconoscere all'interno di un sogno la voce del Signore che gli parla e prende sul serio questa voce, al punto che l'ascolto di quel sogno cambierà tutta la sua vita. Noi invece siamo sempre dubbiosi e abbiamo perso la sensibilità interiore e facciamo fatica a capire quando i nostri pensieri sono ispirati da Dio o dai nostri interessi, e quindi anche se Dio gridasse nella nostra coscienza non ci decidiamo mai a prendere sul serio quella voce. San Giuseppe, che spesso viene ricordato solo come lavoratore, oggi lo vogliamo ricordare per questa sua maturità spirituale, per la sua docilità e obbedienza allo Spirito Santo, e cerchiamo anche noi di affinare la sensibilità interiore per scoprire che Gesù nasce anche dentro di noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E vi ringrazio per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Bentrovati, un aggiornamento con le previsioni per la giornata di lunedì, settimana di Natale che inizia con l'alta pressione africana su tutta Italia. Ecco l'anticiclone che si muoverà proprio dal Nord Africa in direzione Europa orientale. Interesserà con i suoi massimi anche la penisola balcanica. Perturbazioni atlantiche invece molto più ad ovest, tra la Scandinavia, isole britanniche, Francia e Portogallo. Nel dettaglio la nuvolosità, poche le nuvole sulle nostre regioni, in sintesi la mappa dell'Italia, dove possiamo notare l'assenza di piogge, schiarite anche ampie un po' dappertutto, le foschie dense, le nebbie, le nubi basse in Val Padana, nubi basse in arrivo anche per la Liguria. Dettagli maggiori e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Ultimi aggiornamenti per il weekend di Natale, quando tutti i modelli confermano sempre di più l'alta pressione africana a interessare il Mediterraneo centrale e quindi anche l'Italia. Probabilmente ci appresteremo a vivere un fine settimana di Natale senza le piogge e le nevicate, ma bensì con schiarite anche ampie al centro-sud. Tra l'altro qui temperature miti di giorno per l'alta pressione di matrice nordafricana, temperature oltre la media stagionale anche sull'arco alpino. Delle nebbie, nubi basse e foschie invece sono attese in pianura padana, probabilmente nubi basse anche tra Liguria e Toscana. Seguite però tutti gli aggiornamenti precisi per i prossimi giorni scaricando l'app di Trebi Meteo. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi meditiamo sulla povertà di Betlemme. Gesù poteva nascere nello sfarzo di una reggia,
ma ha prescelto la povertà della gelida grotta di Betlemme. Sant'Alfonso Maria de Liguori scriveva: «Dispose Dio che nel tempo in cui nacque il suo figlio in questa terra uscisse l'ordine dell'imperatore che ognuno andasse a iscriversi nel luogo della sua origine. E così avvenne che, dovendo andare Giuseppe con la sua sposa in Betlemme a farsi iscrivere secondo l'editto di Cesare, giunta l'ora del parto ed essendo stata Maria discacciata dalle altre case e anche dall'ospizio comune dei poveri, fu ella costretta a starsene in quella notte in una grotta, ed ivi partorì il Re del cielo. Se Gesù fosse nato in Nazaret, è vero che ancora sarebbe nato da povero, ma almeno avrebbe avuto una stanza asciutta, un poco di fuoco, pannicelli caldi e una culla comoda. Ma no, egli volle nascere in quella grotta fredda e senza fuoco. Volle che una mangiatoia gli servisse di culla e un poco di paglia pungente gli servisse di letto per più patire. Entriamo pertanto nella spelonca di Betlemme, ma entriamo con fede. Se ci entreremo senza fede, altro non vedremo che un povero bambino che ci muove a compassione in rimirarlo così bello, che trema e piange per il freddo e per la paglia che lo punge. Ma se entreremo con fede e penseremo che questo bambino è il Figlio di Dio, che per nostro amore è venuto in terra e tanto patisce per pagare i nostri peccati, come sarà possibile non ringraziarlo e non amarlo? Cari fratelli e sorelle, sull'esempio di Gesù a Betlemme impariamo il valore di una vita sobria, distaccata dai beni di questo mondo. Dobbiamo servirci dei beni materiali nella giusta misura, senza farci dominare da essi. Il nostro cuore deve essere rivolto ai beni di lassù, ov'è la nostra patria, ai tesori che non verranno mai meno, che ruggine e tignola non consumano. E c'è un unico modo per staccare il nostro cuore dai beni di questo mondo, e questo unico modo è quello di amare Dio con tutto il cuore. Quanto più ameremo, tanto più il nostro cuore si staccherà dai beni effimeri di questo mondo e si legherà ai beni eterni. È questa la prima beatitudine proclamata da Gesù: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. I poveri in spirito non sono quelli che non hanno nulla, ma sono quelli che hanno il cuore distaccato da tutto. L'amor di Dio ci staccherà dai beni terreni e ci farà confidare pienamente nella provvidenza di Dio, così come ha fatto San Francesco d'Assisi. San Francesco, oltre a una lezione di umiltà, nel Natale vedeva anche lo splendore della povertà. Un giorno, mentre i frati mangiavano, a San Francesco raccontarono della povertà di Gesù e della Madre Maria a Betlemme. San Francesco, allora, si mise a piangere, si alzò da tavola, si mise a terra e continuò a mangiare sul pavimento, come farebbe un povero mendicante. Mangiava e piangeva. San Francesco amava tanto la povertà perché lo rendeva sempre più simile a Gesù e alla sua madre poverella. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con la preghiera della novena. Dolce mio bambino, come io, sapendo quanto hai patito per me, ho potuto esserti tanto ingrato con darti tanti disgusti? Ma queste lacrime che spargi, questa povertà che hai eletta per mio amore, mi fanno sperare il perdono delle offese che ti ho fatte. Mi pento, Gesù mio, di quante volte ti ho voltato le spalle e ti amo sopra ogni cosa. Mio Dio,
Da oggi innanzi tu hai da essere l'unico mio tesoro ed ogni mio bene. Ti dirò con Sant'Ignazio di Loyola: datemi l'amor vostro, datemi la vostra grazia, e son ricco abbastanza. Niente più voglio, niente desidero, tu solo mi basti, Gesù mio, vita mia, amore mio. Amen. E per intercessione della Vergine Immacolata vi benedica Gesù Bambino, vi custodisca e vi preservi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Penso in modo particolare a tutti coloro che si aprono ad accogliere la vita attraverso la via dell'adozione, che è un atteggiamento così generoso e bello. Giuseppe ci mostra che questo tipo di legame non è secondario, non è un ripiego, no. Questo tipo di scelta è tra le forme più alte di amore, di paternità e maternità. Quanti bambini nel mondo aspettano che qualcuno si prenda cura di loro? È un rischio, sì. Avere un figlio è sempre un rischio, sia naturale sia d'adozione. Ma più rischioso è non averne. Più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale. Gregorio di Tours, nell'Historia Francorum, racconta che nell'anno 250 furono inviati da Roma 7 vescovi per evangelizzare la Gallia. Fra questi 7 missionari figura Turonicis Catianus Episcopas. D'altra parte, nel capitolo De Turonicis Episcopis con cui termina l'Historia, Gregorio dà il catalogo cronologico dei vescovi di Tours. In testa figura Gaziano con un episcopato di 50 anni. Dopo il quale la sede sarebbe rimasta vacante 37 anni. Il successore di Gaziano sarebbe stato Litorius, che governò la diocesi per 33 anni, e il terzo vescovo fu San Martino, l'ordinazione del quale si colloca nel 371 o 372. Che cosa si può ritenere di tutto ciò? Gregorio ha raccolto dalla tradizione orale i nomi dei 7 vescovi, ivi compreso quello di Gaziano, così come la data del loro invio in Gallia. Se si può ritenere il nome di Gaziano, la precisione cronologica è assai più dubbia. La durata dei 2 primi episcopati e quella della vacanza sono state evidentemente calcolate per accordare la data della missione e quella dell'ordinazione di San Martino.
È assai probabile che Gregorio abbia anticipato indebitamente le origini della chiesa di Tours. Gaziano dovrebbe porsi alla fine del secolo III o all'inizio del IV. In compenso, i dettagli dati dallo stesso Gregorio sulla sepoltura di Gaziano, in ipsius vici cimiterio, qui erat Christianorum, ha tutte le apparenze di essere esatto. Vi era dunque un cimitero nel suburbio di Tours. La cattedrale di Tours, primitivamente consacrata a San Maurizio, è attualmente dedicata a San Gaziano. Ecco perché è chiamata comunemente dal popolo la Gatianne. La festa di San Gaziano è fissata al 18 dicembre. Pace e bene a tutti, fratelli e sorelle, facciamo insieme il terzo giorno della novena di Natale. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, la quale, senza che egli conoscesse, partorì un figlio che egli chiamò Gesù. Carissimi fratelli e sorelle, su questo argomento della nascita di Gesù, su come si è svolta la nascita di Gesù e su questo terzo giorno della novena di Natale ci facciamo aiutare da un'omelia di Don Antonio Grappone. Carissimi fratelli e sorelle, San Matteo ci ricorda in questo brano l'annunciazione anche a Giuseppe. Il suo Vangelo è rivolto alle comunità di origine ebraiche, nelle quali il padre ha un ruolo primario nell'accoglienza sociale del figlio. In questa annunciazione si afferma anche l'origine divina di suo figlio, quando l'angelo dice: Giuseppe, la creatura che viene dallo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, la missione di Gesù è unica tra tutti. Ecco perché l'angelo dice anche a Giuseppe il nome che dovrà mettere: Gesù, che significa Dio salva. Fratelli, Giuseppe è incaricato di dare questo nome al bambino. Questo era diritto di ogni padre all'epoca, il che significa che lo riceve nella sua famiglia e lo riconosceva come suo figlio. Fratelli e sorelle, Giuseppe in questo momento ha dovuto superare una dura prova, il che gli fece pensare di lasciarla segretamente per non portarla alla lapidazione, perché la madre di Gesù era fidanzata con Giuseppe. Ma l'angelo disse: Giuseppe, non avere scrupoli. Il rapporto che esisteva tra Maria e Giuseppe implicava un impegno coniugale stabile, e la legge di Mosè considerava l'infedeltà della fidanzata un'offesa simile all'infedeltà della moglie. Ma qui, fratelli e sorelle, Giuseppe, che è un uomo giusto e pio, desideroso di conoscere e di compiere la volontà di Dio,
prende con sé Maria sua sposa. L'angelo gli rivelò quello che Dio voleva da lui e la sua obbedienza è qui presentata come modello di giustizia per ogni cristiano. Carissimi fratelli e sorelle, dopo aver ascoltato questa bellissima riflessione tratta dalle omelie di Don Antonio Grappone, recitiamo insieme questa bellissima preghiera. O sapienza che esci dalla bocca dell'Altissimo ed arrivi ai confini della terra e tutto disponi con dolcezza, vieni ad insegnarci la via della prudenza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Concludiamo questo terzo giorno della novena di Natale con questa stupenda preghiera. In mezzo alle angustie del tempo presente, noi ti invochiamo, bambino Gesù, nella speranza di contemplare in cielo quelle realtà in cui gli angeli bramano fissare lo sguardo. Noi ti invochiamo, bambino Gesù, per noi stessi e per quanti attendono con fiducia la tua venuta. Noi ti invochiamo, bambino Gesù, per il mondo intero e per tutti gli uomini che ancora non ti conoscono. Noi ti invochiamo, bambino Gesù, affinché tu possa abbattere per sempre questa pandemia. Noi ti invochiamo, bambino Gesù, affinché tu possa guarire tutti gli ammalati. Noi ti invochiamo, bambino Gesù, affinché tu possa soccorrere i poveri, i senza tetto, i carcerati. Noi ti invochiamo, o bambino Gesù, affinché tu possa guarire le nostre malattie spirituali. Noi ti invochiamo, bambino Gesù. O bambino Gesù, degnati di accogliere la preghiera di quanti credono e sperano in te. Vieni presto a liberarci da questo nostro esilio e riuniscici nel tuo regno glorioso, dove tu vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti fratelli e sorelle, Dio vi benedica a tutti. Santa Domenica, sono le 5 del mattino. Oggi è 18 dicembre 2022, la Chiesa celebra la quarta domenica del tempo di Avvento e la memoria di San Graziano. Carissimi fratelli e sorelle, preghiamo queste preghiere del mattino per tutti noi, per tutte le nostre intenzioni e per tutte le nostre famiglie. Nel giorno in cui festeggiamo la memoria di San Graziano, facciamo gli auguri al figlio della sorella Anna Mattei affinché il Signore lo possa sempre proteggere e San Graziano intercedere per lui e per la sua salute.
Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la continuo a chiedere per fratel Biagio Conte, che è ammalato di tumore e che si è aggravato. Preghiamo per lui affinché il Signore lo possa guarire e possa benedire la sua missione Speranza e Carità di Palermo. Un'altra preghiera, fratelli e sorelle, ve la chiedo per tutti coloro che in questo momento sono nelle zone di guerra. Preghiamo affinché il Signore possa mettere pace nei loro cuori e possa far terminare al più presto questa guerra. Una preghiera, fratelli e sorelle, come sempre la rivolgiamo per tutti gli ammalati, per i sofferenti, per coloro che sono in ospedale, per coloro che sono a casa sollievo della sofferenza, e una preghiera per tutti coloro che sono in terapia intensiva. Una preghiera, fratelli e sorelle, la rivolgiamo per tutti coloro che soffrono di malattie oncologiche, di malattie rare genetiche, di Alzheimer e demenza senile, e per tutti i bambini in oncologia pediatrica. Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo, annunciare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, e che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, figlio di Dio secondo lo spirito di santità, in virtù della risurrezione dei morti, Gesù Cristo nostro Signore. Per mezzo di Lui abbiamo ricevuto la grazia di essere apostoli per suscitare della fede in tutte le genti, a gloria del suo nome. E tra questi voi, chiamati da Gesù Cristo. A tutti quelli che sono a Roma, amati da tanti per chiamata, grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Ecco la Vergine che darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, Dio con noi. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Però mentre stava considerando queste cose, ecco le apparve in sogno un angelo del Signore e le disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei è dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destinò, Giuseppe fece come aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, come abbiamo notato dal Vangelo, ma anche in modo particolare la prima lettura che precede il Vangelo, oggi
ci viene invitato a guardare questa figura, la Maria Santissima, la Vergine Madre. Ecco colei che concepisce e partorisce un figlio, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, la grande profezia del profeta Isaia. Questo è il segno, sarà questo il segno che il Signore darà. La Vergine concepisce e partorisce la Vergine. Abbiamo anche l'altro segno di San Giovanni l'Apocalisse, che vide questo segno nel cielo, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi. Quindi la Madonna è questo segno voluto da Dio, perché attraverso di lei Dio volle incarnarsi, venire in mezzo a noi. E quindi anche noi, dicono i santi, dobbiamo dare verso Dio proprio attraverso lei, attraverso la Madonna. La Madonna mediatrice, questo ponte noi e Dio, che Dio ha voluto, che Dio ha stabilito. Anzi, San Bernardo dice che non c'è grazia, non c'è dono che viene da Dio se non per mezzo di Maria. Non c'è dono, non c'è grazia, perché l'autore della grazia, l'autore ecco, la domenica che precede il Natale ci ricorda che abbiamo anche noi questo dono, questa via voluta da Dio, Maria Santissima. Quindi cerchiamo di essere sempre più devoti della Madonna, intensificare la nostra preghiera, guardare a lei, contemplare lei, per trovare Gesù Cristo, nostro Signore. Certamente poi nel Vangelo troviamo anche la figura di San Giuseppe. San Giuseppe, lo sposo di Maria. Ma prima vorrei entrare in merito a quello che è stato la figura delle domeniche precedenti che precedevano il Vangelo di queste domeniche, San Giovanni Battista. È bene ricordarlo, ritornare a questa figura, perché ci aiuta ancora a prepararci bene per il Natale. Brevemente, ci ricorda San Giovanni Battista l'aspetto innanzitutto della preparazione. È colui che precede Cristo, è la voce. Prima della parola Gesù è il Verbo, come viene presentato, il Verbo è fatto carne. San Giovanni dice di sé: io sono solo una voce, quindi la preparazione. Questa parola ci doveva accompagnare all'avvento, come si prepara per un incontro importante. Pensiamo anche a livello amoroso, una sposa, in vista delle nozze, quanti preparativi fanno, anche per un esame. Tutta la vita è una preparazione, così anche il tempo di preparazione, ci si prepara a Cristo. E come si prepara? Con le buone opere, con i cosiddetti fioretti, con la bella confessione, con la penitenza, eccetera. L'abbiamo fatto? L'altro aspetto poi che ci viene da San Giovanni Battista è l'aspetto della fede, di quella fede salvifica. Gesù viene presentato da San Giovanni Battista in colui che toglie i peccati del mondo. Ecco, colui che toglie i peccati del mondo, dice San Giovanni Battista. Quindi lo riconobbe Dio, perché soltanto Dio ci può perdonare i peccati, toglie di mezzo i nostri peccati. Ecco, colui che toglie i peccati. Qui in questa dimensione universale, per tutti i tempi, per tutto il mondo, in ogni tempo, per ogni lingua, nazione e razza, Gesù sarà, per chi lo accoglie, togliere i peccati. Questo è il grande dono che il Padre ha fatto a questa umanità. Lo ricorda San Giovanni quando dice: Dio tanto ha amato il mondo da mandare il suo Figlio, perché nessuno si per mezzo di Lui. Quindi lasciamoci perdonare i nostri peccati, andandoci a confessare prima del Natale. Tutti abbiamo certamente i nostri difetti, le nostre mancanze, i nostri peccati, perché dice di essere sempre
senza peccato fa di lui un bugiardo. Infine, l'ultimo aspetto a dire. Ecco, questo è anche molto importante, la testimonianza, dare testimonianza a tutti della novità che abbiamo in Cristo, la nostra vita, siamo come coloro che non conoscono Cristo. Noi lo conosciamo, abbiamo fatto l'esperienza con Lui, quanto è bello, quanto è dolce stare con Lui. E quindi la testimonianza con la vita, prima innanzitutto, e poi anche con le parole. Quindi vogliamo venire oggi, adesso nel Vangelo, del Vangelo di San Matteo. Oggi viene presentato questa figura anche di San Giuseppe, lo sposo di Maria. Dal punto di vista di San Giuseppe vediamo come San Matteo mette a fuoco la figura di San Giuseppe come lo sposo di Maria. San Luca invece l'Annunciazione concentra tutto il suo racconto sull'Immacolata col sì di Maria. Quindi abbiamo due racconti che rispecchiano questo Cristo in mezzo a noi. San Matteo racconta la nascita di Gesù Cristo dal punto di vista di San Giuseppe, per cui scrive: ecco come avvenne la Genesi, la venuta di Cristo. E San Luca, ecco, parte subito l'Annunciazione, quindi versi per venire a noi, per raccontarci appunto questo evento del Cristo che si è fatto carne, che si è fatto uomo per mezzo di Maria, per mezzo della Madonna. Sono due, se vogliamo dire anche così, due annunciazioni, perché anche San Giuseppe ebbe l'apparizione, fu confermato di non dover temere. Non temere, San Giuseppe, prendi con te tua sposa, perché quello che è venuto in lei viene dallo Spirito Santo. Come questo temere, non temere, è stato anche annunciato in San Luca, Maria Santissima, non temere, perché quello che viene in te è opera dello Spirito Santo. La Madonna in San Luca, ecco, risponde all'angelo: non conosco uomo, voglio essere nella mia totale consacrazione a Dio, non conosco uomo. Com'è possibile se non conosco uomo? E poi ecco l'angelo Gabriele le risponde: non temere, la potenza dell'Altissimo ti coprirà e quello che viene da te viene dallo Spirito Santo. E poi la Madonna risponde: eccomi, sono la serva del Signore. Quindi San Giuseppe ebbe questo grande dono della conferma attraverso l'angelo Gabriele. Quindi troviamo due annunciazioni, se vogliamo dire così, quella riportata da San Luca nell'incarnazione, il fiat di Maria, eccomi, sono la serva del Signore. Questo avvenne per opera dello Spirito Santo. E poi ecco in San Giuseppe le circostanze, i contesti sono diversi. A Maria tutto avviene, possiamo dire così, in pieno giorno nella sua casa a Nazareth, in quella casa che ora si trova a Loreto. Per San Giuseppe l'angelo apparve nel sonno durante la notte. A Maria: concepirai, darai alla luce, concepirai e darai alla luce un figlio. A San Giuseppe: non temere di prendere con te, perché quello che in Maria è opera dello Spirito Santo. Quindi San Giuseppe nella Sacra Scrittura, poi, se vogliamo parlarlo, è che giusto, santo, uomo, giusto, santo, proprio perché ebbe da Dio una grande
una grande missione da compiere, quello di essere il padre putativo di Maria Santissima. E San Bernardo da Siena giustamente che il Signore, in vista della vocazione che ogni essere sulla terra deve compiere, gli darà anche le grazie necessarie per compiere queste missioni. Più è grande, difficile e responsabile una missione, più il Signore donerà anche le grazie in vista di quella missione che deve compiere. Quindi San Giuseppe ebbe da Dio questo grande compito di essere responsabile, custode, padre putativo di Gesù, doveva sostenere la missione del Figlio di Dio, di Maria Santissima, l'Immacolata. Quindi certamente Dio lo arricchì con grandi doni, con grandi grazie. Anche lui è stato consacrato, anche lui volle vivere nella totalità, nella esclusività di Dio. San Giuseppe è stato, per così dire, come noi, come consacrati, anche lui è stato consacrato da Dio, in quanto si offrì a Dio per questa missione. Ebbe questo dubbio, questa difficoltà di prendere Maria Santissima come sposa, perché vedeva in lei la maternità e si ritenne in qualche modo indegno di poter accompagnare questa missione di Maria Santissima. Certamente molto bene la profezia del profeta Isaia, come l'abbiamo letto oggi nella prima lettura, la Vergine concepisce e partorisce un figlio, rimanendo vergine, ecco la Vergine che concepisce e partorisce un figlio. Questo segno, questa profezia, San Giuseppe la conobbe molto bene e quindi vide in Maria Santissima la madre del suo Signore, come poi lo dirà anche Santa Elisabetta, e si turbò in qualche modo San Giuseppe che non si ritenne degno di stare accanto a questa donna così santa, così invasa dallo Spirito Santo di Dio, che Dio stesso era in lei. E quindi pensò appunto di licenziarla. E poi la conferma: non temere, San Giuseppe, contento, sposa, perché quello che è stato viene dallo Spirito Santo. Questo è anche molto bello pensare a questa realtà dello Spirito Santo, viene dallo Spirito Santo, Gesù viene dallo Spirito Santo, è opera dello Spirito Santo, a una generazione, come sappiamo, eterna col Padre, da sempre Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, Dio eterno, Gesù Cristo coeterno col Padre, generato da sempre dal Padre, non creato ma generato, e poi questa generazione del tempo per opera dello Spirito Santo. E questo è molto bello, importante tenere presente. Noi siamo figli dello Spirito Santo, anche se non sembra, ma è così, perché abbiamo ricevuto lo Spirito Santo nel battesimo, nella cresima, e siamo rinati nello Spirito Santo. Diceva Nicodemo: nessuno può entrare nel regno dei cieli se non colui che siamo alla grazia della vita divina in via di partecipazione, e quindi lo Spirito Santo abita in noi come in un tempio. Abbiamo questa dimensione altissima, divina, siamo figli della natura divina, dice. E quindi abbiamo la nostra nuova dignità di figli nel Figlio di Dio, e dobbiamo quindi comportarci così sempre nella nostra vita. Chiediamo proprio a San Giuseppe, il primo, se vogliamo dire così, con l'Immacolata evidentemente, chiediamo a lui di vivere bene la nostra consacrazione battesimale, per noi sacerdoti ancora di più, la consacrazione sacerdotale. Dobbiamo viverla bene, essere consacrati significa resi sacri con il sacro, consacrati, e quindi fare cose sacre per i
fratelli, per della Santa Messe. E quindi tanto più abbiamo la responsabilità noi di vivere bene questa consacrazione, perché lo dobbiamo anche trasmettere, ma non soltanto noi, ma anche tutti i cristiani sono consacrati in Cristo, il consacrato per eccellenza, l'unto di Dio, il sacro. Cristo, il Cristo viene dal crisma, lo Spirito Santo, viene dallo Spirito Santo Cristo, ma anche noi, in modo particolare questo tempo forte dell'anno liturgico dell'Avvento, e visto questo incontro personale nel Cristo che viene ogni anno nel Natale. Santo Gesù Cristo, rinnoviamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Dio, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio. Hanno questa sostanza, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create per noi uomini, per la nostra salvezza, disceso dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà per glorificare vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore, che dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Carissimi, il Signore è vicino, è la nostra gioia, il nostro Natale. Apriamo i cuori alla preghiera. Acclamiamo con speranza. Gesù, Figlio di Dio, vieni. Gesù, Figlio di Dio, vieni. Per il Papa, la festa dell'amore. Il bambino di Betlemme sostenga il Santo Padre nell'annuncio gioioso del Vangelo. Governo della Chiesa, preghiamo. Gesù, Figlio di Dio,
la sera è pronta t'accoglierà. Signore, vieni nei sol che il grano maturerà, perché ogni vita attende la tua parola. Al nostro aspettare infine apri il tuo cielo. Signore, venga per noi il tuo regno. Signore, vieni, la mensa è pronta e t'accoglierà. Signore, vieni, non basta il pane all'umanità. Tu, ospite buono, a noi ridoni il vigore. La cara presenza in noi ravvivi il vigore. Signore, venga per noi il tuo regno. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve le tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua famiglia. Accogli, o Signore, i doni che ti abbiamo deposto sull'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito, che santificò il grembo della Vergine Madre, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico versario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli, e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. In lei, Emanuele, di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato della morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode in ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo,
e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre il tuo nome in sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Oh, la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore, riconosce l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.